Salvo clamorosi colpi di scena, domani mattina alle ore 11 ci sarà il tanto atteso e agognato taglio del nastro che sancirà l'apertura e la percorribilità della strada regionale 117, già strada statale 56 bis alla sua progenitura. Meno di 4 chilometri che collegano direttamente la strada regionale 56 a Mossa e il valico internazionale di Sant'Andrea a Gorizia, intersecando con il vallone verso Monfalcone e Trieste da una parte e l'ingresso dell'autostrada 34 dall'altro. Era il 1976 quando l'arteria venne gettata in calce sul progetto della riqualificazione stradale regionale. 42 anni dopo, finalmente l'ultimo diaframma, circa 1,5 km dopo vari iter burocratici, sarà operativo. Fondamentale la sua costruzione, di fatto la bretella toglie il traffico pesante da Mossa e Lucinico lungo la dismessa tratta della 56 verso Gorizia, collo di bottiglia e serpentone che rallenta e blocca da tempo la circolazione in quel punto. Una strada di grande comunicazione realizzata secondo gli standard moderni, di certo un'opera utile che darà da subito i frutti sperati.